È anche difficile capire da dove partire per analizzare una partita di questo tipo, che teoricamente nel campionato italiano dovrebbe essere una di quelle partite che finisce nettamente a favore della più forte e rimane poco da discutere il valore tecnico di una squadra che domina sul valore tecnico di un'altra. Non è questo il caso, o almeno non è stato questo il caso per gli episodi che poi hanno determinato la partita, ma se volete anche per le scelte della vigilia. Ci si aspettava un Cagliari che rivedesse un po' le ultime scelte, in particolare quelle contro il Brescia, soprattutto l'utilizzo di Nainggolan e il tenere fuori sia Oliva che Cigarini, affidare a Nainggolan il ruolo di regista, rinunciando a dargli 20 metri in più in mezzo al campo. Ebbene, Maran va per la sua strada, è convinto del fatto che Nainggolan possa fare questo ruolo nel suo Cagliari e diventa effettivamente l'alternativa, se vogliamo, il mancato sbocco anche per gli altri due giocatori, Oliva e Cigarini, che aveva provato precedentemente per tutta la fase estiva. Quindi una scelta ben definita che si è vista anche nel cambio finale, quando per far entrare Cigarini ha tolto proprio Nainggolan in una staffetta vera e propria. Ma non solo, anche la scelta del 3-5-2, giocare in modo speculare all'Inter, forse per neutralizzarla, quindi con un concetto soprattutto difensivo e non dettato dalla personalità di una squadra che dovrebbe imparare a giocare, visto il valore dei calciatori, secondo un suo stile, uno stile che nel primo tempo non si è visto proprio. Ha ricalcato un po' il Cagliari solito, con Cerri che ha sostituito Pavoletti, male, perché chiaramente la differenza tra i due giocatori è notevole, e soprattutto perché Cerri ormai è poco sopportato dai tifosi che non gli tollerano neanche minima sbavatura, e quindi ancora insistendo su un giocatore che in questo contesto non può dare il meglio di sé. Insomma, queste scelte iniziali poi si sono mischiate a quello che la partita ha offerto, un Cagliari che non è stato capace di offrire gioco, che però ha controllato bene l'Inter nel primo tempo, ha subito il gol su un probabile fuorigioco e poi nel secondo tempo ha reagito, ha pareggiato e ha perso solamente sul rigore. In tutto questo c'è ancora da parlare del calcio in genere, soprattutto di quello che sta accadendo con il VAR. Il VAR doveva nascere per risolvere i problemi, per andare a smascherare quelli che erano gli errori più grossi degli arbitri, non certo a fare una doppia partita, uno in mezzo al campo e uno davanti ai monitor a scovare il pelo nell'uovo per tentare di determinare poi la sorte della gara. Bene, sta capitando quest'altra situazione che non chiarisce assolutamente quali sono le norme interpretative, che non danno oggettività comunque al calcio, che portano a valutazioni del tutto contrastanti da una settimana all'altra, e non fa bene neanche questo allo spettacolo. Ne viene fuori una rabbia mista a delusione, che è proprio la stessa che sentiamo in questo momento. Detto questo, ci sono stati anche i motivi per poter costruire qualcosa di romantico, parzialmente, perché il ritorno di Barella è stato salutato con un grosso applauso quando lui è entrato per la fase di riscaldamento, un po' meno quando ha giocato. Insomma, non ha mostrato di essere il grande amore che si è interrotto, ma piuttosto un naturale passaggio di un calciatore di valore da una squadra che ha delle ambizioni ad un'altra che ne ha delle altre, da una squadra che può pagare determinate cifre ad un'altra squadra che ne paga altre. Il Cagliari, insomma, non ha saputo mettere i suoi contenuti davanti all'Inter, ha perso con onore alla fine, malgrado tutte le disavventure nell'allestire la formazione e le difficoltà nel giocare la partita, ma alla fine ha rimediato quel risultato che era scontato, che però poteva maturare in modo del tutto diverso, e cioè con l'Inter, che si dice sia una delle candidate allo scudetto, che in qualche modo dimostrava nettamente il suo valore a discapito del Cagliari. Questo bene non è avvenuto e probabilmente ci lascia anche un margine di recriminazione, perché giocando con ordine e giocando come abbiamo giocato ad esempio l'anno scorso, forse qualcosa in più si poteva ottenere.